Nei giorni 12, 14 e 19 marzo la struttura complessa di medicina trasfusionale dell'ospedale Maggiore di Trieste ha organizzato, assieme all'Arma dei Carabinieri, 3 giornate di donazione del sangue rivolte proprio ai carabinieri. La risposta è stata importante in un gesto rimarcato in fase di presentazione dalle autorità regionali, dell'azienda sanitaria e degli stessi militari, che ha un grande impatto verso la società e che costa poco a chi si dedica al volontariato e in questo caso alla donazione. Friuli Venezia Giulia è una regione autonoma nella disponibilità di sangue e plasma, ma non solo autonoma, ma anche a sua volta donatrice e fornitrice ad altre regioni che non sono autosufficienti. Oggi è una giornata molto bella perché l'Arma dei Carabinieri, che è una struttura solida, vicino ai cittadini, dimostra ancora una volta la sua sensibilità e quindi noi l'accogliamo in questa giornata dedicata alla Arma dei Carabinieri e alla sanità. Ci sono poche cose che stanno nel cuore degli italiani e i carabinieri senz'altro lo sono. E poi esalta il valore del dono anonimo e gratuito. Non dobbiamo dimenticarci che in altri paesi non è così, in altre aree del mondo non è così. C'è un mercato attorno a questo, questa è una cosa estremamente pericolosa e quindi noi dobbiamo tenere saldi questi valori e consentire a questa grande generosità di potersi esprimere a beneficio delle condizioni migliori di sicurezza e di salute delle persone. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, sull'importanza della donazione di sangue e sulla necessità di garantire scorte adeguate per affrontare le emergenze sanitarie e salvare vite umane. E i carabinieri, come detto, hanno risposto presente tanto nella giornata di oggi quanto mercoledì, così come ha fatto il magnifico rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda. In primo luogo il nostro è un gesto, posso dire, di rispetto verso quello che fa la sanità. A maggior ragione con il nostro lavoro lo vediamo tutti i giorni e per quel poco che possiamo collaborare ci sembra giusto farlo. E poi ovviamente un'altra espressione della nostra vocazione principale, che è quella di essere vicino alle persone, vicino a chi ha bisogno soprattutto, e questo è un modo per farlo. Il direttore della medicina trasfusionale, dottor Massimo Laraia, ha espresso una cauta soddisfazione sui numeri di donazioni annue, tanto regionali che quelle della SUGI, lanciando un messaggio ai giovani. Io lo vedo come un momento in cui le persone, come dire, rappresentano le istituzioni, per cui sono sempre le scelte personali che fanno la differenza. Donare è una scelta personale, ma se lo fai anche come gruppo dimostri anche una coesione, una solidarietà che va oltre il messaggio individuale. Quindi questo è un esempio di come le istituzioni e gli individui riescono a essere sinergici e a produrre qualcosa di buono. È vero che noi siamo una regione virtuosa da questo punto di vista, però sappiamo che la curva demografica è sfavorevole, i giovani sono meno delle persone di una media età avanzata e quindi i giovani dovranno mostrare che sono degni dei genitori. Seconda puntata di questo nuovo ciclo di Fede perché no. Don Ettore, analizziamo un aspetto della vita della nostra città che non può non preoccupare, vale a dire la crisi del tessuto industriale. Ci sono nomi che ormai abbiamo imparato a conoscere, Flex, Tirso, U-Blox. Dove va da quel punto di vista questa città? Beh, dunque, innanzitutto io vorrei ringraziare l'assessore Rosolenne Bini, ma anche l'onorevole Serracchiani, che si sono profondamente prodigati per vedere come presso anche il Ministro si può arginare questa crisi, come è stato fatto allora per la Varsila, e fortunatamente siamo venuti fuori abbastanza bene, insomma, cambiando un po' quello che era la filiera, ma comunque in sostanza, ecco, la situazione si è risolta, diciamo, con sufficienza. Qui la situazione è gravissima, perché ci sono praticamente 500 licenziamenti, anche se hanno cambiato il nome della fabbrica, però non si assumono gli operai e quindi le maestranze dello stabilimento. Quindi lì è un problema grosso, cioè Trieste non ha una frontiera
cioè una confine, scusate, dove si possa avere una relazione di vantaggio economico come la Lombardia ce l'ha con la Svizzera. Quindi noi siamo in una realtà, in un grandangolo chiuso in se stessi che dobbiamo produrre. La nostra produzione è legata appunto a che cosa? Al cantiere, che tra l'altro in questi giorni c'è stato anche un morto sul lavoro, e quindi le condoglianze alla famiglia, la vicinanza ai compagni di lavoro e al cantiere stesso, e poi ovviamente tutto il discorso, come possiamo noi, ecco, mi diceva sempre Santino, possiamo perdere un posto di lavoro, perché non abbiamo l'opportunità di in loco fare i frontalieri, non c'è. Ecco, casomai il contrario, sono gli sloveni che vengono da noi. Quindi è chiaro che allora per la Wärtsilä si era molto interessato il ministro del tempo, il quale, ecco, mio conterraneo, ha voluto sentire in lungo e in largo le problematiche. Ecco, credo che i vari assessori della regione hanno fatto presente al ministro questo. È il governo che deve farsi carico e ovviamente chiedere delle penalità a queste aziende multinazionali che hanno preso del denaro per essere introdotte nel nostro territorio, hanno avuto delle agevolazioni e quindi queste società devono rispondere alla loro coscienza nei confronti del lavoro. Non possiamo noi perdere 500 famiglie. Dove li mandiamo queste persone? Non c'è una possibilità di recupero e quindi qui è un problema. Ovviamente la Regione sta facendo del suo meglio e ovviamente qui è lo Stato, è il Governo che deve intervenire. Rapidamente, non basta il turismo. Il turismo è un grande aiuto. Un grande aiuto. Trieste è sempre vissuta sul cantiere, sul porto. Ecco, e ovviamente con tutta la filiera che può aiutare, quindi falegnameria, meccanica, tutto quello che serve. E poi ovviamente delle realtà nuove che sono state poste dopo la Prima Guerra Mondiale, perché con la Prima Guerra Mondiale Trieste ha perso la sua realtà economica, perché era l'unico porto dell'impero per l'Austria, Fiume era per l'Ungheria e quindi ha fatto una scelta non ovviamente di vantaggio economico, ma di attenzione, diciamo, spirituale e quindi di identità. E quindi ecco qui abbiamo avuto per tanti anni il cosiddetto Fondo Trieste, che ha aiutato, eccetera. Però ecco, il Fondo Trieste che ha aiutato per l'industria, gli stabilimenti, eccetera, l'economia, ecco, adesso questo non c'è più. Però chi ha usufruito di questo o immediatamente o post deve rispondere alla città con la coerenza e quindi con il far sì che gli operai non vengano messi, diciamo, in licenziamento. Io ricordo in una realtà fortuita sono riuscito a ottenere, ecco, la riconversione della fabbrica La Barilla, per puro caso, perché conoscevo una persona che si occupava di questo, della riprogettazione delle fabbriche in tal senso, ed è venuta a trovarmi in quei giorni ed è riuscita questa persona a rimettere in pista La Barilla. Qui bisogna trovare delle persone che abbiano degli addentellati, non la mafia, degli addentellati seri con il governo e anche con l'industria e fare in modo che le nostre industrie possano essere così presenti in loco e quindi dare lavoro. Don Ettore, grazie, ci vediamo la prossima settimana.